lite degenerata nel sangue dietro la morte di Tiziano Segato a Cavazzale di Monticello Conteotto nel Vicentino. Fermato il coinquilino romeno di 28 anni, l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. Attimi di terrore a Legnago in provincia di Verona, una 63enne ha preso a martellate la vicina di casa. La vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Tragedia all'ex zuferificio di Portoviro, operaio moldavo residente a Vicenza muore dopo un volo di 10 metri, indagini in corso, stava smontando un ponteggio. E dramma anche a Cittadella dove un pensionato di 74 anni è morto schiacciato dal trattore, probabilmente un malore. L'incidente è avvenuto nei campi di via Mottinello. Paura nella notte per un incendio in via Cremonino a Padova, a fuoco l'appartamento di una palazzina di 12 unità, 10 gli sfollati, salvati un anziano e la sua badante. È il veronese Gianmarco Mazzi, il nuovo ministro del turismo, esulta il centrodestra veneto, ma Stefano Valdegamberi dalla Lega passa a futuro nazionale di Roberto Vannacci. Torna a Venezia il contributo d'accesso, riesplodono le polemiche e i dibattiti, tanti turisti però sono ancora ignari. Il provvedimento resterà in vigore al momento per 4 giorni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: è stata una lite degenerata nel sangue, l'origine dell'omicidio di Tiziano Segato, ucciso a Monticello Conteotto. La polizia ha fermato il coinquilino. Il presunto omicida Viktor Tamashuk, romeno di 28 anni, è stato fermato e trasferito in carcere a Vicenza. Dunque il compleanno finito nel sangue non è più un giallo. A Monticello Conteotto, in via Fogazzaro a Cavazzale, il camionista Tiziano Segato, 64 anni, divorziato e padre di 3 figli, è stato ucciso al termine di una lite con il suo coinquilino, che deve rispondere di omicidio preterintenzionale. L'ipotesi che sia stato ucciso a calci e pugni. La vittima era stata trovata morta ieri mattina intorno alle 11 nella sua abitazione. Un delitto che ha sconvolto la comunità e che in poche ore ha portato al fermo del coinquilino, che da qualche tempo viveva saltuariamente con la vittima e collaborava con lui anche in alcuni lavori. Come detto, l'ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Vicenza con il sostituto Hans Roderick Blattner insieme alla squadra mobile diretta dal vicequestore Ortensi è quella di omicidio preterintenzionale. Secondo una prima ricostruzione, all'interno dell'appartamento è scoppiata una lite violenta. Non si esclude per futili motivi, una discussione degenerata fino all'aggressione fatale. A chiamare i soccorsi è stato proprio il 28enne Tamashuk. Quando però i sanitari del SUEM sono arrivati nell'abitazione, per Tiziano Segato non c'era ormai più nulla da fare. Da quanto emerge, la convivenza era nata per ragioni pratiche ed economiche. Segato avrebbe ospitato il giovane per aiutarlo, ma tra i due non sarebbero mancati contrasti, discussioni e tensioni, forse anche per soldi, e aggravate dall'alcol. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il ricordo del fratello della vittima, Tullio Segato, ex investigatore della squadra mobile e oggi criminologo, che lo descrive come un uomo buono, disponibile, forse perfino troppo. Era un buono, ma ingenuo, sono sconvolto, ha detto ai cronisti. Parole che raccontano tutto il dolore di una famiglia e lo smarrimento di un'intera comunità, mentre ora l'inchiesta farà piena luce su una morte tanto brutale quanto improvvisa. Pomeriggio di terrore a Legnago in provincia di Verona, una 63enne ha preso a martellate la vicina di casa. La vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto.
È stata arrestata dai carabinieri una donna di 63 anni accusata del tentato omicidio della sua vicina di casa. Nell'abitazione è stato trovato il martello con il quale ha colpito la vittima. Un vero e proprio pomeriggio di terrore, quello vissuto in una palazzina di Legnago. Un agguato, quello messo in atto dalla 63enne, che ha atteso la vittima a 58 anni sul pianerottolo di casa. Poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino per stordirla ed ha iniziato a colpirla con un martello sulla testa. Piena di sangue, la vittima è riuscita a liberarsi e fuggire in strada per chiedere aiuto. A soccorrerla un automobilista che l'ha accompagnata subito in ospedale. Non contenta, l'autrice del tentato omicidio, in preda alla rabbia, ha pensato bene di recuperare la borsa lasciata a terra dalla malcapitata e a rubarle dal portafoglio 80 euro. Poi con le forbici le ha tagliato tutti i documenti personali. I carabinieri hanno bloccato la 63enne per tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, all'origine di questa efferata aggressione vi sarebbero dei dissapori tra le due donne. Alla vittima infatti sarebbe stato addebitato un presunto coinvolgimento nella procedura di sfratto che avrebbe colpito a breve l'autrice del grave episodio di violenza. La cronaca ora ci porta a parlare ancora di vittime sul lavoro. 2 nella giornata di oggi in Veneto. A Cittadella un agricoltore ha perso la vita schiacciato sotto il suo trattore. Si allunga la lista degli infortuni mortali sul lavoro. A perdere la vita Ubaldo Flavio Scapin, 74 anni, operaio in pensione, rimasto schiacciato sotto il trattore mentre stava lavorando nei campi dietro casa. Siamo in via Mottinello, nell'omonima frazione di Cittadella, al confine con Tezza sul Brenta. Forse per un malore o forse per una svista non avrebbe bloccato il mezzo che si sarebbe mosso travolgendolo senza lasciargli scampo. Sul posto era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma quando è arrivato i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Ubaldo Flavio Scapin. La moglie e la figlia del 74enne, appena appresa la tragica notizia, si sono sentite male e sono state portate in ospedale per le cure. Un gran lavoratore e una brava persona, così lo ricorda un parente. E lavorava sempre la terra qua dietro? Sì, sempre qui, era questa terra. E cosa può essere successo secondo lei? A chi lo sa, cara? Con la macchina, non lo so come l'ha fatto. Io sono messo solo con l'elicottero. La morte di Scapin arriva a pochi giorni dal drammatico decesso sul Monte Grappa di un altro agricoltore, Egidio Bergamo, il 41enne di Romano Dezzelino, che ha perso la vita mentre stava spargendo letame sui campi in Col Campeggia. E con l'infortunio mortale costato la vita a Ubaldo Flavio Scapin, nella sola provincia di Padova salgono a 5 le vittime sul lavoro registrate in poco più di 3 mesi. E questa mattina un'altra tragedia sul lavoro a Portoviro nel Rodigino. Un operaio di 52 anni di origini moldave, Sergiu Sirbu, residente a Vicenza e dipendente di una ditta in subappalto di Bolzano Vicentino, è precipitato per circa 10 metri durante le operazioni di montaggio di un ponteggio. Il gravissimo incidente sul lavoro è accaduto nell'ex zuccherificio chiuso da 21 anni. Sul posto, oltre al personale del SUEM 118 che nulla ha potuto fare per salvare l'uomo, i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale dello Spisal, che ora avrà il compito di ricostruire la dinamica della tragedia, ha aperto un fascicolo. Dalle informazioni in nostro possesso era un operaio di una ditta edile che stava smontando un ponteggio, spiega il segretario generale della UIL del Veneto Roberto Toigo. Si tratta ancora una volta di una caduta dall'alto, diventata una delle circostanze che si verificano con maggiore frequenza. Nel 2025 gli infortuni mortali in Veneto sono stati 111. Quello accaduto oggi è il 9° dall'inizio dell'anno. Nel Padovano ancora nessuna notizia dell'uomo scomparso dalla sua casa di Albignasego da oltre 24 ore. Forze dell'ordine e volontari mobilitati nelle ricerche. Sono decine le persone che lo stanno cercando, finora senza esito. Un dramma che si sta consumando tra le campagne della Bassa Padovana. Lui è un 85enne di Albignasego, uscito nel pomeriggio di giovedì e non rientrato più a casa. Ha lasciato detto ai familiari che sarebbe andato a cercare delle erbe selvatiche lungo l'argine del canale Vigenzone a Cartura. Alle 20, non vedendolo rincasare, la famiglia ha dato l'allarme. Subito si è mobilitata la prefettura, attivando il piano di ricerca persone scomparse. A Cartura è stata
stato allestito l'UCL, l'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco di Padova, e sono arrivati i sommozzatori, esperti in topografia applicata al soccorso, squadre a terra del comando di Padova e Rovigo e unità fluviali con imbarcazione dotata di ecoscandaglio, e poi i cani della polizia e i volontari della protezione civile di Cartura, che hanno proseguito le ricerche fino a notte fonda prima di riprendere al mattino, anche con il supporto dell'elicottero del reparto volo di Venezia. Sull'argine è stato ritrovato un secchio, forse dell'anziano, che era vestito con stivali, giubbotto scuro e cappello. L'auto era parcheggiata nei pressi e per questo si è pensato a una tragica fatalità. La speranza ovviamente è che l'anziano sia sano e salvo da qualche parte. Intanto le ricerche però proseguono fino a Bovolenta, dove arriva il corso d'acqua, perché la forte corrente potrebbe aver trascinato il corpo. E paura nella notte per un incendio in via Cremonino a Padova, fuoco per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco, l'appartamento al terzo piano di una palazzina di 12 unità, 10 gli sfollati. Io abito a fianco al terzo piano a dei ragazzi che sono in affitto e ho sentito urlare, pensavo che fosse qualcosa qualche lite, qualcosa del genere. Poi alla fine sono uscito e ho visto che stava fumo e si stavano lamentando il fuoco. Ho preso l'estintore, sono andato a spegnere il fuoco, però c'era troppo fumo, il fumo era troppo avanti, quindi non abbiamo potuto fare niente. Le urla hanno rotto il silenzio della notte in via Cremonino a Padova. Ad andare a fuoco un appartamento al terzo piano affittato a 3 studentesse. L'incubo è iniziato dopo la mezzanotte, quando le 3 giovani hanno iniziato a gridare mentre la casa andava a fuoco. 5 gli appartamenti al momento inagibili a causa dei danni provocati dal fumo e 10 le persone che hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa. Tra questi un'anziana che insieme alla badante si era riparata sul terrazzo per mettersi in salvo, ma anche una famiglia con 2 bimbe piccole. Il terzo piano, che è l'ultimo, tutte le 4 abitazioni sono inabitabili, è un disagio per tutti. Io ho 2 bambini, siamo stati qua, adesso sono passato giusto a prendere 2 cose perché non posso entrare e siamo fuori. Immediata la chiamata ai soccorsi sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato fino alle 4:30 di notte, mentre il personale del 118 ha trasportato le persone all'ospedale per accertamenti. Le cause sono ancora al vaglio dei tecnici, tra le ipotesi un cortocircuito o l'uso non sicuro di candele accese. Siamo quasi tutte donne qua, ci siamo trovate disperate, soprattutto la signora del secondo piano, poveretta, che l'ho ospitata in casa mia a dormire stanotte. La signora del primo piano, che anche lei, poveretta, sì, ha dei problemi e non è stata una cosa piacevole. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. A far più male ora sono i segni lasciati da questa terribile notte. È allucinante, però io non riesco a capire come non abbiano fatto ad accorgersi prima che stava succedendo quel disastro lì. C'è qualcosa che non quadra. Lei signora da quanti anni abita qui? 43. 43. E purtroppo da quando hanno messo per i studenti non è più il nostro condominio. Non mi sento più a casa mia. A Treviso ora potrebbe avere le ore contate lo scippatore che ieri all'ora di pranzo nella centralissima via Risorgimento ha strappato la borsa ad una signora facendola cadere a terra davanti al supermercato Conad, e proprio le telecamere del market avrebbero ripreso lo scippatore mentre fuggiva verso il Duomo. Caccia allo scippatore che ha aggredito una donna in pieno giorno per derubarla della borsetta. La signora, 79 anni, di Treviso, stava andando a fare la spesa in sella alla sua bicicletta. In piazza Borsa ha notato un giovane di colore che la fissava. Probabilmente stava prendendo di mira la vittima dello scippo. La donna ha proseguito fino a via Risorgimento e si è avvicinata al Conad per fare la spesa. In quel momento il ragazzo, felpa rossa con cappuccio alzato, l'ha raggiunta alle spalle con il monopattino elettrico lanciato a tutta velocità. Ha afferrato la borsetta appoggiata sul cestino, spingendo in avanti l'anziana e facendola cadere rovinosamente sull'asfalto. Poi è scappato verso il Duomo. Ad assistere alla scena una giovane straniera che chiede l'elemosina davanti al supermercato. Signora non lascia, non vai via. Cioè, signora non... così. Signora, sì. Io guarda ieri, sì. Hai preso paura? Sì, io ho paura, signora, paura ieri. Tante persone non vengono.
Un uomo ha cercato di rincorrere lo scippatore, altri 2 ragazzi hanno soccorso la donna che ha riportato nella caduta alcune escoriazioni. Sull'episodio indaga la polizia, che sta analizzando anche le immagini della videosorveglianza del supermercato. Ieri sera sono passati i vigili a chiedere se avevamo le immagini esterne, se potevano estrapolare le immagini esterne, e noi abbiamo dato autorizzazione a farlo. Stamattina sono arrivati quelli della polizia, la questura, e abbiamo visionato insieme la telecamera che poteva essere utile per le loro indagini, e dobbiamo solo consegnare il filmato alla polizia. Una zona centralissima, a 2 passi dal Duomo, più volte al centro di episodi di violenza. A neanche 100 metri da qui, in via Castelmenardo, venne ucciso dal branco Francesco Favaretto. Spesso in zona si aggirano balordi, tanto che lo scorso dicembre il titolare del supermercato decise di dare a tutte le collaboratrici lo spray al peperoncino. Non siamo sicuri la sera, perché la sera non c'è una luce, l'illuminazione sulla strada. Le ragazze hanno paura di uscire perché non devono andare anche a prendere la macchina al di fuori di quello che è il centro delle mura, perciò hanno un po' di timore. Però diciamo che ci sono giornate buone e giornate meno buone, ecco. Eppure ieri è successo a mezzogiorno e mezzo. Eppure ieri è successo a mezzogiorno e mezzo, in pieno giorno. È il veronese Gianmarco Mazzi, il nuovo ministro del turismo. Siamo alla politica, al giuramento questa mattina. Esulta il centrodestra veneto, che però deve registrare il passaggio di Stefano Valdegamberi dalla Lega a Futuro Nazionale. Di Roberto Vannacci. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Ha prestato giuramento davanti al capo dello Stato Gianmarco Mazzi, veronese doc, classe 1960, dal 2022 deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario uscente alla cultura. È lui il nuovo ministro del turismo, chiamato alla successione della dimissionaria Daniela Santanchè nelle settimane più difficili per l'esecutivo Meloni, ancora tramortito per il verdetto referendario. Proprio la Premier ha voluto un suo fedelissimo, manager di successo nell'organizzazione di grandi eventi, 6 i festival di Sanremo all'attivo come direttore artistico, e poi il legame con la società di gestione dell'Arena di Verona, di cui è stato amministratore delegato, rilanciandola come tempio della musica internazionale. Curriculum a parte, un nuovo ministro veneto, da cui la pioggia di congratulazioni, a partire da quelle del presidente Alberto Stefani. Buon lavoro a Mazzi, dice. Veneto come la prima regione turistica d'Italia. Di Veneto centrale nell'agenda politica del governo parla Raffaele Speranzon, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Alte le aspettative del comparto, tra cui la Federalberghi. Se da un lato il centrodestra veneto esulta, dall'altro sussulta con il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, anche lui veronese, che dalla Lega passa a Futuro Nazionale. Il suggello dell'ufficialità arriva via social con un post di Roberto Vannacci. Anche il Veneto è sempre più futurista, scrive il generale. Un addio che lo stesso Valdegamberi aveva più volte fatto intendere, l'ultima cantando a Ring poche settimane fa, un ritornello oggi profetico. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Sarà quel che sarà. Vabbè, ma il riferimento è a lei o al referendum? Evviva, bravo! Sarà quel che sarà. Cosa? Se compriamo il gas e il petrolio in Russia sarà sicuramente meglio. Ah, quello. A Venezia ora primi 4 giorni di contributo d'accesso in una città presa d'assalto dai turisti, ed anche quest'anno il provvedimento riaccende dibattiti e polemiche. Il contributo d'accesso a Venezia entra in vigore per il 3° anno consecutivo. Fino al 26 luglio e per 60 giorni, principalmente dal venerdì alla domenica, chi non gode delle esenzioni entrerà in città pagando 5 euro se la prenotazione è anticipata di 4 giorni, 10 negli altri casi. L'anno scorso il contributo d'accesso a Venezia ha generato quasi 5 milioni e mezzo di incassi attraverso 720.000 turisti paganti. Le giornate erano state 54, 6 in meno di quest'anno. Paying a ticket to visit cultural places must be prohibited. Pagare un biglietto per entrare in una città dovrebbe essere proibito, dice la ragazza. Queste 8 studentesse spagnole in Erasmus a Modena hanno appena speso complessivamente 80 euro solo per aver messo piede in città. So expensive. Too expensive. Yes, maybe. 10 euros.
Almeno finora un biglietto d'ingresso ad un'intera città esiste solo a Venezia, ma nonostante il clamore mediatico internazionale degli anni scorsi, molti ne scoprono l'esistenza solo arrivando qui. Piazzale Roma e la stazione Santa Lucia sono i due centri d'ingresso principali, quelli in cui ai varchi di controllo c'è più affollamento. Io non penso che sia una cosa corretta, perché o lo fa tutto il mondo o non lo fa nessuno. In Amsterdam, per esempio, anche hanno i canali e non fanno questa. Il provvedimento continua a far discutere e a generare domande. Serve davvero a governare i flussi turistici? Il prezzo dovrebbe essere più alto? Dovrebbe includere servizi aggiuntivi? I veneti, al momento esonerati, dovrebbero pagare? Ha pagato per entrare? Sono residente qui nella città. Cosa ne pensa del contributo d'accesso, di aver dovuto far vedere, dimostrare che è residente per entrare? Non mi esprimo, non... Meglio di no, meglio non dire. No. Quanto pesi il turismo di massa a Venezia lo si vede sempre nel piazzale della stazione, dalla coda interminabile per imbarcarsi sul vaporetto per Murano. It's ridiculous. È ridicolo, dicono queste ragazze di Boston. Stanno aspettando in fila da 40 minuti. Poco distante dei residenti manifestano contro il contributo d'accesso. Noi non vogliamo vivere in un parco a tema e non è possibile dover pagare per entrare in una città. Se uno deve venire a un funerale a Venezia deve pagare. Se uno deve venire a un... Non c'è l'esenzione per il funerale? Assolutamente no, se non sei parente del defunto non c'è esenzione. Il gruppo distribuisce gratuitamente contributi d'accesso. Io come residente veneziano posso produrre infiniti QR code. Ognuno di questi QR code vale per 4 giorni, in questo caso 3, 4, 5, 6 aprile, e è valido per 10 persone. Quindi ciascuno di questi QR code sostanzialmente varrebbe fino a 400 euro ciascuno. E si può fare, il comune non le dice niente? Ma è il comune che ha fatto questa regola, non è colpa mia. Eppure c'è anche chi rimane distante non solo da ogni dibattito o polemica, ma persino dall'esistenza del contributo d'accesso persino in questo piazzale. Da dove viene? Da Milano. Ha dovuto pagare per entrare? No. Come mai? Non lo so, non ho pagato. Ah, è passato senza... Sì, non ho... liberamente. Benissimo, complimenti, grazie. Buona giornata, buona Pasqua. Ed ora lo sport calcio con la festa per la promozione del Treviso in Serie C. Vediamo. Scusate la voce, ma è memoria dei festeggiamenti di ieri. È stata una giornata bellissima, ci godiamo e ci prendiamo tutti i festeggiamenti, come ieri sera è stato stupendo con i tifosi. Bellissimo, sono emozioni che fortunatamente sono riuscito a vivere qui a Treviso ed era una roba cui ci speravo davvero tanto. Un'attesa lunga anni, giorni difficili, categorie inferiori, la voglia di tornare. Oggi il Treviso è di nuovo tra i professionisti e la città può finalmente esplodere con 4 giornate di anticipo, il fiato sospeso fino all'ultimo, poi il verdetto e la festa esplode nelle strade, negli occhi dei tifosi. Questo è un gruppo giovane, affamato, cresciuto partita dopo partita. Il gol che vale la promozione porta la firma di Tommaso Brevi, 24 anni, tra pochi giorni. È stato uno spettacolo ieri, è stata proprio una giornata perfetta, emozioni fortissime, che giochiamo per questo, che vogliamo vivere. È stato bello per la città, per noi, per tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata proprio una soddisfazione enorme, penso che rimarrà inciso nel cuore quel gol perché è stato fantastico, è stato bello, proprio emozionante, molto emozionante. Ma questa non è solo una promozione, è una rinascita e da qui il Treviso vuole tornare a sognare davvero. Penso che il momento più difficile sia stato nelle ultime 2 settimane dove insomma non sono arrivati i risultati e neanche le prestazioni, che comunque le altre 2 sconfitte che c'erano state nel girone d'andata erano arrivate comunque dopo buone nostre prestazioni. Però noi siamo sempre stati convinti della nostra forza, del nostro essere anche come persone nello spogliatoio, non ci siamo mai sentiti di non poterlo vincere, quindi siamo sempre stati nella strada giusta. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi come sempre. Dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo.
una lite degenerata nel sangue dietro la morte di Tiziano Segato a Cavazzale di Monticello Conteotto nel Vicentino. Fermato il coinquilino romeno di 28 anni, l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. Attimi di terrore a Legnago in provincia di Verona, una 63enne ha preso a martellate la vicina di casa. La vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Tragedia all'ex zuferificio di Portoviro, operaio moldavo residente a Vicenza muore dopo un volo di 10 metri, indagini in corso, stava smontando un ponteggio. E dramma anche a Cittadella, dove un pensionato di 74 anni è morto schiacciato dal trattore, probabilmente un malore. L'incidente è avvenuto nei campi di via Mottinello. Paura nella notte per un incendio in via Cremonino a Padova, a fuoco l'appartamento di una palazzina di 12 unità, 10 gli sfollati, salvati un anziano e la sua badante. È il veronese Gianmarco Mazzi, il nuovo ministro del turismo, esulta il centrodestra veneto, ma Stefano Valdegamberi dalla Lega passa a futuro nazionale di Roberto Vannacci. Torna a Venezia il contributo d'accesso, riesplodono le polemiche e i dibattiti, tanti turisti però sono ancora ignari. Il provvedimento resterà in vigore al momento per 4 giorni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: è stata una lite degenerata nel sangue, l'origine dell'omicidio di Tiziano Segato, ucciso a Monticello Conteotto. La polizia ha fermato il coinquilino. Il presunto omicida Viktor Tamashuk, romeno di 28 anni, è stato fermato e trasferito in carcere a Vicenza. Dunque il compleanno finito nel sangue non è più un giallo. A Monticello Conteotto, in via Fogazzaro a Cavazzale, il camionista Tiziano Segato, 64 anni, divorziato e padre di 3 figli, è stato ucciso al termine di una lite con il suo coinquilino, che deve rispondere di omicidio preterintenzionale. L'ipotesi che sia stato ucciso a calci e pugni. La vittima era stata trovata morta ieri mattina intorno alle 11 nella sua abitazione. Un delitto che ha sconvolto la comunità e che in poche ore ha portato al fermo del coinquilino, che da qualche tempo viveva saltuariamente con la vittima e collaborava con lui anche in alcuni lavori. Come detto, l'ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Vicenza con il sostituto Hans Roderick Blattner insieme alla squadra mobile diretta dal vicequestore Ortensi è quella di omicidio preterintenzionale. Secondo una prima ricostruzione, all'interno dell'appartamento è scoppiata una lite violenta. Non si esclude per futili motivi, una discussione degenerata fino all'aggressione fatale. A chiamare i soccorsi è stato proprio il 28enne Tamashuk. Quando però i sanitari del SUEM sono arrivati nell'abitazione, per Tiziano Segato non c'era ormai più nulla da fare. Da quanto emerge, la convivenza era nata per ragioni pratiche ed economiche. Segato avrebbe ospitato il giovane per aiutarlo, ma tra i due non sarebbero mancati contrasti, discussioni e tensioni, forse anche per soldi, e aggravate dall'alcol. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il ricordo del fratello della vittima, Tullio Segato, ex investigatore della squadra mobile e oggi criminologo, che lo descrive come un uomo buono, disponibile, forse perfino troppo. Era un buono, ma ingenuo, sono sconvolto, ha detto ai cronisti. Parole che raccontano tutto il dolore di una famiglia e lo smarrimento di un'intera comunità, mentre ora l'inchiesta farà piena luce su una morte tanto brutale quanto improvvisa. Pomeriggio di terrore a Legnago, in provincia di Verona. Una 63enne ha preso a martellate la vicina di casa. La vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto.
È stata arrestata dai carabinieri una donna di 63 anni accusata del tentato omicidio della sua vicina di casa. Nell'abitazione è stato trovato il martello con il quale ha colpito la vittima. Un vero e proprio pomeriggio di terrore, quello vissuto in una palazzina di Legnago. Un agguato, quello messo in atto dalla 63enne, che ha atteso la vittima 58 anni sul pianerottolo di casa. Poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino per stordirla ed ha iniziato a colpirla con un martello sulla testa. Piena di sangue, la vittima è riuscita a liberarsi e fuggire in strada per chiedere aiuto. A soccorrerla un automobilista che l'ha accompagnata subito in ospedale. Non contenta, l'autrice del tentato omicidio, in preda alla rabbia, ha pensato bene di recuperare la borsa lasciata a terra dalla malcapitata e a rubarle dal portafoglio 80 euro. Poi con le forbici le ha tagliato tutti i documenti personali. I carabinieri hanno bloccato la 63enne per tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, all'origine di questa efferata aggressione vi sarebbero dei dissapori tra le due donne. Alla vittima, infatti, sarebbe stato addebitato un presunto coinvolgimento nella procedura di sfratto che avrebbe colpito a breve l'autrice del grave episodio di violenza. La cronaca ora ci porta a parlare ancora di vittime sul lavoro. 2 nella giornata di oggi in Veneto. A Cittadella un agricoltore ha perso la vita schiacciato sotto il suo trattore. Si allunga la lista degli infortuni mortali sul lavoro. A perdere la vita Ubaldo Flavio Scapin, 74 anni, operaio in pensione, rimasto schiacciato sotto il trattore mentre stava lavorando nei campi dietro casa. Siamo in via Mottinello, nell'omonima frazione di Cittadella, al confine con Tezza sul Brenta. Forse per un malore o forse per una svista non avrebbe bloccato il mezzo che si sarebbe mosso travolgendolo senza lasciargli scampo. Sul posto era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma quando è arrivato i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Ubaldo Flavio Scapin. La moglie e la figlia del 74enne, appena appresa la tragica notizia, si sono sentite male e sono state portate in ospedale per le cure. Un gran lavoratore e una brava persona, così lo ricorda un parente. E lavorava sempre la terra qua dietro? Sì, sempre qui, era questa terra. E cosa può essere successo secondo lei? A chi lo sa, cara? Con la macchina, non lo so come l'ha fatto. Io sono messo solo con l'elicottero. La morte di Scapin arriva a pochi giorni dal drammatico decesso sul Monte Grappa di un altro agricoltore, Egidio Bergamo, il 41enne di Romano Dezzelino, che ha perso la vita mentre stava spargendo letame sui campi in Col Campeggia. E con l'infortunio mortale costato la vita a Ubaldo Flavio Scapin, nella sola provincia di Padova salgono a 5 le vittime sul lavoro registrate in poco più di 3 mesi. E questa mattina un'altra tragedia sul lavoro a Portoviro nel Rodigino. Un operaio di 52 anni di origini moldave, Sergiu Sirbu, residente a Vicenza e dipendente di una ditta in subappalto di Bolzano Vicentino, è precipitato per circa 10 metri durante le operazioni di montaggio di un ponteggio. Il gravissimo incidente sul lavoro è accaduto nell'ex zuccherificio chiuso da 21 anni. Sul posto, oltre al personale del SUEM 118 che nulla ha potuto fare per salvare l'uomo, i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale dello Spisal, che ora avrà il compito di ricostruire la dinamica della tragedia, ha aperto un fascicolo. Dalle informazioni in nostro possesso era un operaio di una ditta edile che stava smontando un ponteggio, spiega il segretario generale della UIL del Veneto Roberto Toigo. Si tratta ancora una volta di una caduta dall'alto, diventata una delle circostanze che si verificano con maggiore frequenza. Nel 2025 gli infortuni mortali in Veneto sono stati 111. Quello accaduto oggi è il 9° dall'inizio dell'anno. Nel Padovano ancora nessuna notizia dell'uomo scomparso dalla sua casa di Albignasego da oltre 24 ore. Forze dell'ordine e volontari mobilitati nelle ricerche. Sono decine le persone che lo stanno cercando, finora senza esito. Un dramma che si sta consumando tra le campagne della Bassa Padovana. Lui è un 85enne di Albignasego, uscito nel pomeriggio di giovedì e non rientrato più a casa. Ha lasciato detto ai familiari che sarebbe andato a cercare delle erbe selvatiche lungo l'argine del canale Vigenzone a Cartura. Alle 20, non vedendolo rincasare, la famiglia ha dato l'allarme. Subito si è mobilitata la prefettura, attivando il piano di ricerca persone scomparse. A Cartura è stata
stato allestito l'UCL, l'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco di Padova, e sono arrivati i sommozzatori, esperti in topografia applicata al soccorso, squadra a terra del comando di Padova e Rovigo e unità fluviali con imbarcazione dotata di ecoscandaglio, e poi i cani della polizia e i volontari della protezione civile di Cartura, che hanno proseguito le ricerche fino a notte fonda prima di riprendere al mattino anche con il supporto dell'elicottero del reparto volo di Venezia. Sull'argine è stato ritrovato un secchio, forse dell'anziano, che era vestito con stivali, giubbotto scuro e cappello. L'auto era parcheggiata nei pressi e per questo si è pensato a una tragica fatalità. La speranza ovviamente è che l'anziano sia sano e salvo da qualche parte. Intanto le ricerche però proseguono fino a Bovolenta, dove arriva il corso d'acqua, perché la forte corrente potrebbe aver trascinato il corpo. E paura nella notte per un incendio in via Cremonino a Padova, fuoco per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco, l'appartamento al terzo piano di una palazzina di 12 unità, 10 gli sfollati. Io abito a fianco al terzo piano a dei ragazzi che sono in affitto e ho sentito urlare, pensavo che fosse qualcosa qualche lite, qualcosa del genere. Poi alla fine sono uscito e ho visto che stava fumo e si stava lamentando il fuoco. Ho preso l'estintore, sono andato a spegnere il fuoco, però c'era troppo fumo, il fumo era troppo avanti, quindi non abbiamo potuto fare niente. Le urla hanno rotto il silenzio della notte in via Cremonino a Padova. Ad andare a fuoco un appartamento al terzo piano affittato a 3 studentesse. L'incubo è iniziato dopo la mezzanotte, quando le 3 giovani hanno iniziato a gridare mentre la casa andava a fuoco. 5 gli appartamenti al momento inagibili a causa dei danni provocati dal fumo e 10 le persone che hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa. Tra questi un'anziana che insieme alla badante si era riparata sul terrazzo per mettersi in salvo, ma anche una famiglia con 2 bimbe piccole. Il terzo piano, che è l'ultimo, tutte le 4 abitazioni sono inabitabili, è un disagio per tutti. Io ho 2 bambini, siamo stati qua, adesso sono passato giusto a prendere 2 cose perché non posso entrare e siamo fuori. Immediata la chiamata ai soccorsi sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato fino alle 4:30 di notte, mentre il personale del 118 ha trasportato le persone all'ospedale per accertamenti. Le cause sono ancora al vaglio dei tecnici, tra le ipotesi un cortocircuito o l'uso non sicuro di candele accese. Siamo quasi tutte donne qua, ci siamo trovate disperate, soprattutto la signora del secondo piano, poveretta, che l'ho ospitata in casa mia a dormire stanotte. La signora del primo piano, che anche lei, poveretta, ha dei problemi e non è stata una cosa piacevole. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. A far più male ora sono i segni lasciati da questa terribile notte. È allucinante, però io non riesco a capire come non abbiano fatto ad accorgersi prima che stava succedendo quel disastro lì. C'è qualcosa che non quadra. Lei signora da quanti anni abita qui? 43. 43. E purtroppo da quando hanno messo per i studenti non è più il nostro condominio. Non mi sento più a casa mia. A Treviso ora potrebbe avere le ore contate lo scippatore che ieri all'ora di pranzo nella centralissima via Risorgimento ha strappato la borsa ad una signora facendola cadere a terra davanti al supermercato Conad, e proprio le telecamere del market avrebbero ripreso lo scippatore mentre fuggiva verso il Duomo. Caccia allo scippatore che ha aggredito una donna in pieno giorno per derubarla della borsetta. La signora, 79 anni, di Treviso, stava andando a fare la spesa in sella alla sua bicicletta. In piazza Borsa ha notato un giovane di colore che la fissava. Probabilmente stava prendendo di mira la vittima dello scippo. La donna ha proseguito fino a via Risorgimento e si è avvicinata al Conad per fare la spesa. In quel momento il ragazzo, felpa rossa con cappuccio alzato, l'ha raggiunta alle spalle con il monopattino elettrico lanciato a tutta velocità. Ha afferrato la borsetta appoggiata sul cestino, spingendo in avanti l'anziana e facendola cadere rovinosamente sull'asfalto. Poi è scappato verso il Duomo. Ad assistere alla scena una giovane straniera che chiede l'elemosina davanti al supermercato. Signora non lascia, non vai via. Cioè, signora non... così. Signora, sì. Io guarda ieri, sì. Hai preso paura? Sì, io ho paura, signora ha paura ieri. Tante persone non vengono.
Un uomo ha cercato di rincorrere lo scippatore, altri 2 ragazzi hanno soccorso la donna che ha riportato nella caduta alcune escoriazioni. Sull'episodio indaga la polizia, che sta analizzando anche le immagini della videosorveglianza del supermercato. Ieri sera sono passati i vigili a chiedere se avevamo le immagini esterne, se potevano estrapolare le immagini esterne, e noi abbiamo dato autorizzazione a farlo. Stamattina sono arrivati quelli della polizia, la questura, e abbiamo visionato insieme la telecamera che poteva essere utile per le loro indagini, e dobbiamo solo consegnare il filmato alla polizia. Una zona centralissima a 2 passi dal Duomo, più volte al centro di episodi di violenza. A neanche 100 metri da qui, in via Castelmenardo, venne ucciso dal branco Francesco Favaretto. Spesso in zona si aggirano balordi, tanto che lo scorso dicembre il titolare del supermercato decise di dare a tutte le collaboratrici lo spray al peperoncino. Non siamo sicuri la sera, perché la sera non c'è una luce, un'illuminazione sulla strada. Le ragazze hanno paura di uscire perché non devono andare anche a prendere la macchina al di fuori di quel che è il centro delle mura, perciò hanno un po' di timore. Però diciamo che ci sono giornate buone e giornate meno buone, ecco. Eppure ieri è successo a mezzogiorno e mezzo. Eppure ieri è successo a mezzogiorno e mezzo, in pieno giorno. È il veronese Gianmarco Mazzi, il nuovo ministro del turismo. Siamo alla politica, al giuramento questa mattina. Esulta il centrodestra veneto, che però deve registrare il passaggio di Stefano Valdegamberi dalla Lega a Futuro Nazionale. Di Roberto Vannacci. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Ha prestato giuramento davanti al capo dello Stato Gianmarco Mazzi, veronese doc, classe 1960, dal 2022 deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario uscente alla cultura. È lui il nuovo ministro del turismo, chiamato alla successione della dimissionaria Daniela Santanchè nelle settimane più difficili per l'esecutivo Meloni, ancora tramortito per il verdetto referendario. Proprio la Premier ha voluto un suo fedelissimo, manager di successo nell'organizzazione di grandi eventi, 6 i festival di Sanremo all'attivo come direttore artistico, e poi il legame con la società di gestione dell'Arena di Verona, di cui è stato amministratore delegato, rilanciandola come tempio della musica internazionale. Curriculum a parte, un nuovo ministro veneto, da cui la pioggia di congratulazioni, a partire da quelle del presidente Alberto Stefani. Buon lavoro a Mazzi, dice. Veneto come la prima regione turistica d'Italia. Di Veneto centrale nell'agenda politica del governo parla Raffaele Speranzon, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Alte le aspettative del comparto, tra cui la Federalberghi. Se da un lato il centrodestra veneto esulta, dall'altro sussulta con il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, anche lui veronese, che dalla Lega passa a Futuro Nazionale. Il suggello dell'ufficialità arriva via social con un post di Roberto Vannacci. Anche il Veneto è sempre più futurista, scrive il generale. Un addio che lo stesso Valdegamberi aveva più volte fatto intendere, l'ultima cantando a Ring poche settimane fa, un ritornello oggi profetico. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Sarà quel che sarà. Vabbè, ma il riferimento è a lei o al referendum? Evviva, bravo! Sarà quel che sarà. Cosa? Se compriamo il gas e il petrolio in Russia sarà sicuramente meglio. Ah, quello. A Venezia ora primi 4 giorni di contributo d'accesso in una città presa d'assalto dai turisti, ed anche quest'anno il provvedimento riaccende dibattiti e polemiche. Il contributo d'accesso a Venezia entra in vigore per il 3° anno consecutivo. Fino al 26 luglio e per 60 giorni, principalmente dal venerdì alla domenica, chi non gode delle esenzioni entrerà in città pagando 5 euro se la prenotazione è anticipata di 4 giorni, 10 negli altri casi. L'anno scorso il contributo d'accesso a Venezia ha generato quasi 5 milioni e mezzo di incassi attraverso 720.000 turisti paganti. Le giornate erano state 54, 6 in meno di quest'anno. Paying a ticket to visit cultural places must be prohibited. Pagare un biglietto per entrare in una città dovrebbe essere proibito, dice la ragazza. Queste 8 studentesse spagnole in Erasmus a Modena hanno appena speso complessivamente 80 euro solo per aver messo piede in città. So expensive. Too expensive. Yes, maybe. 10 euros.
Almeno finora un biglietto d'ingresso ad un'intera città esiste solo a Venezia, ma nonostante il clamore mediatico internazionale degli anni scorsi, molti ne scoprono l'esistenza solo arrivando qui. Piazzale Roma e la stazione Santa Lucia sono i due centri d'ingresso principali, quelli in cui ai varchi di controllo c'è più affollamento. Io non penso che sia una cosa corretta, perché o lo fa tutto il mondo o non lo fa nessuno. In Amsterdam, per esempio, anche hanno i canali e non fanno questa. Il provvedimento continua a far discutere e a generare domande. Serve davvero a governare i flussi turistici? Il prezzo dovrebbe essere più alto? Dovrebbe includere servizi aggiuntivi? I veneti, al momento esonerati, dovrebbero pagare? Ha pagato per entrare? Sono residente qui nella città. Cosa ne pensa del contributo d'accesso, di aver dovuto far vedere, dimostrare che è residente per entrare? Non mi esprimo, non... Meglio di no, meglio non dire. No. Quanto pesi il turismo di massa a Venezia lo si vede sempre nel piazzale della stazione, dalla coda interminabile per imbarcarsi sul vaporetto per Murano. It's ridiculous. È ridicolo, dicono queste ragazze di Boston. Stanno aspettando in fila da 40 minuti. Poco distante dei residenti manifestano contro il contributo d'accesso. Noi non vogliamo vivere in un parco a tema e non è possibile dover pagare per entrare in città. Se uno deve venire a un funerale a Venezia deve pagare. Se uno deve venire a un... Non c'è l'esenzione per il funerale? Assolutamente no, se non sei parente del defunto non c'è esenzione. Il gruppo distribuisce gratuitamente contributi d'accesso. Io come residente veneziano posso produrre infiniti QR code. Ognuno di questi QR code vale per 4 giorni, in questo caso 3, 4, 5, 6 aprile, e è valido per 10 persone. Quindi ciascuno di questi QR code sostanzialmente varrebbe fino a 400 euro ciascuno. E si può fare, il comune non le dice niente? Ma è il comune che ha fatto questa regola, non è colpa mia. Eppure c'è anche chi rimane distante non solo da ogni dibattito o polemica, ma persino dall'esistenza del contributo d'accesso persino in questo piazzale. Da dove vieni? Da Milano. Ha dovuto pagare per entrare? No. Come mai? Non lo so, non ho pagato. Ah, è passato senza... Sì, non ho... liberamente. Benissimo, complimenti, grazie. Buona giornata, buona Pasqua. Ed ora lo sport calcio con la festa per la promozione del Treviso in Serie C. Vediamo. Scusate la voce, ma è memoria dei festeggiamenti di ieri. È stata una giornata bellissima, ci godiamo e ci prendiamo tutti i festeggiamenti, come ieri sera è stato stupendo con i tifosi. Bellissimo, sono emozioni che fortunatamente sono riuscito a vivere qui a Treviso ed era una roba a cui ci speravo davvero tanto. Un'attesa lunga anni, giorni difficili, categorie inferiori, la voglia di tornare. Oggi il Treviso è di nuovo tra i professionisti e la città può finalmente esplodere con 4 giornate di anticipo, il fiato sospeso fino all'ultimo, poi il verdetto e la festa esplode nelle strade, negli occhi dei tifosi. Questo è un gruppo giovane, affamato, cresciuto partita dopo partita. Il gol che vale la promozione porta la firma di Tommaso Brevi, 24 anni, tra pochi giorni. È stato uno spettacolo ieri, è stata proprio una giornata perfetta, emozioni fortissime, che giochiamo per questo, che vogliamo vivere. È stato bello per la città, per noi, per tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata proprio una soddisfazione enorme, penso che rimarrà inciso nel cuore quel gol perché è stato fantastico, è stato bello, proprio emozionante, molto emozionante. Ma questa non è solo una promozione, è una rinascita e da qui il Treviso vuole tornare a sognare davvero. Penso che il momento più difficile sia stato nelle ultime 2 settimane, dove insomma non sono arrivati i risultati e neanche le prestazioni, che comunque le altre 2 sconfitte che c'erano state nel girone d'andata erano arrivate comunque dopo buone nostre prestazioni. Però noi siamo sempre stati convinti della nostra forza, del nostro essere anche come persone nello spogliatoio, non ci siamo mai sentiti di non poterlo vincere, quindi siamo sempre stati nella strada giusta. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi come sempre. Dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo.